Il ripristino dei pennelli, a protezione del litorale di Sant'Anna, è un intervento cruciale per tutelare l'integrità del tratto di costa e la viabilità stradale. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione, come misura volta al ripristino delle opere di difesa degli abitati costieri. Dopo gli interventi che abbiamo avviato poco dopo i danni della mareggiata dell'ottobre del 2018, quindi essenzialmente a ripristino parziale del litorale di Renà, dove adesso ci saranno nuovi e più importanti interventi, e al consolidamento della diga di Portobello, ora è la volta dei pennelli del litorale di Sant'Anna, per cui dopo dei primi interventi di sistemazione il nostro progetto è stato finanziato per 100.000 euro e dai primissimi giorni di settembre ci sarà la posa di massi diciamo conformi a quelle che sono le caratteristiche delle pietre di quell'arenile, fatto da natanti, fatto quindi direttamente a mare e non dalla spiaggia, che andranno a riconsolidare i pennelli in modo che fungano realmente da protezione dell'arenile. Con quell'intervento, che nell'arco del mese di ottobre dovrebbe esaurirsi, riteniamo appunto di mettere un punto importante per la protezione di quell'area marina. E poi, come dicevo prima, ci sarà la partenza dell'intervento di 700.000 euro che riguarda invece il consolidamento dell'arenile di Renà, che è stato quello più fortemente danneggiato da tutta la mareggiata dell'ottobre. L'intervento sul lido di Renà, anch'esso finanziato dalla Regione, andrà ad integrare la prima tranche di lavori, che aveva permesso di ripristinare la viabilità della strada, dopo che la mareggiata aveva demolito la scogliera di contenimento della piazzetta Belvedere ed eroso l'unico accesso carrabile alla frazione.